vi posso assicurare che le catechesi che stiamo facendo non sono per niente facili da predicare, perché appunto predichiamo sui novissimi, cioè abbiamo predicato sulla salvezza dell'anima. Ieri il padre Lorenzo ci ha predicato sul peccato e oggi, come si dice nel mio paese, io devo ballare con la più brutta della sera, che è la morte. Oggi devo parlare sulla realtà della morte. E per un sacerdote il non parlare le cose chiare significa essere un traditore della verità, un ritagliare il Vangelo. Significa giocare ad essere politico, non è né sacerdote né politico, no? Perché il politico deve per forza proporre cose che siano cose vere, cose che possa compiere, cose che alla gente le faccia bene, però alle volte il sacerdote deve proporre cose che sono dure, perché alle volte Gesù ha parlato chiarissimamente e in modo duro. E una di queste cose è stata appunto la morte che avverrà prima o poi. Un altro compito, forse più difficile, è che io devo dimostrare che la morte è una scuola di vita. Nonostante sembra contraddittorio, il pensiero, il sano pensiero della morte, non dico l'essere ossessionato con la morte, ma il sano pensiero della morte è scuola di vita. È scuola di vita. E cerco da dimostrare questa verità, che la morte è scuola di vita, facendovi vedere gli effetti che porta nella società attuale, soprattutto nella società occidentale, il voler cacciare, eliminare il pensiero della morte. Quali sono gli effetti che porta in una società, soprattutto la nostra occidentale, il voler dimenticare o nascondere questo pensiero così chiaro, così palese della morte. Un sacerdote, il padre Giovanni Cucci, sacerdote gesuita, psicologo, filosofo, lui dice che questo tentativo di cercare di togliere via la morte dalla nostra vita avviene già dal secolo XVIII, nella rivoluzione industriale, dove si fa credere all'uomo che lui è una persona indipendente, autosufficiente, non ha bisogno di Dio, non deve pensare nella morte. E insieme al perdere il senso del sacro, perché anche abbiamo perso il senso delle cose sacre, si perde anche il senso della morte. E perciò che una cultura, una civiltà, quando perde il senso della morte, nonostante sembra contraddittorio, è una cultura che ti porta alla disperazione. Disperazione. Cioè, in psicologia si dice che quando uno vuole cacciare via un pensiero ossessivo, se lo vuole cacciare direttamente, questo pensiero si inchioda molto di più. Alle volte ci capita che uno ha sentito una canzone, non se la può togliere dalla testa. Quanto più si arrabbia contro questo, più si inchioda questa canzone. Devo inventarmi un'altra canzone per togliere questa. Un chiodo si togliere con un altro chiodo. Nella nostra cultura, con questa ossessione di togliere via la morte dalla nostra vita, ha creato un'altra ossessione. L'uomo vive ossessionato, impaurito di fronte alla realtà della morte. È perciò che non vuol sentire parlare di questo. Un psichiatra vienese, che fu discepolo di Freud, però dopo alla fine si separò da lui, non cristiano, non cattolico, però di senso comune, lui diceva che durante tutta la sua carriera, in fondo il problema delle persone che si recavano a lui per problemi psicologici o psichici,
Dice, sempre era un problema spirituale. Nel fondo sempre era un problema spirituale. Qual era questo problema spirituale, diceva lui? Il fatto che non sapevano rispondersi da dove vengo, qual è il senso della vita e dove vado. Queste tre cose. Quando lui riusciva a spiegargli questo, molti di queste persone guarivano. E perciò che, se voi pensate, e lo dice il padre Cuccia in un modo molto profondo, l'uomo di oggi, per il fatto che non vuole pensare nella morte, è per questo che l'uomo di oggi non vuole prendere nessuna responsabilità che significhi morire a se stesso. Per esempio, oggi non si sposano. E sposarsi che cosa significa? Dover morire a me stesso per amore all'altro. E questo già ha un odore a morte. Non si sposano più. Vedete l'effetto di negare questa realtà? Oggi non si vogliono avere dei figli, perché? Perché questo significa morire a me stesso per dare la vita a un altro. E questo porta paradossalmente nella nostra cultura persone, o come dice lui, persone che sono morti mentre vivono, morti viventi, persone che non hanno nessun tipo di ideale nella vita, persone che passano i 40 anni, 50 anni e tu le dici che cosa hai fatto della vita? Nulla. E dal punto di vista psicologico questo è grave, lo dice anche un altro psichiatra ebraico, Yalom. Lui dice questo: la mia esperienza sia professionale sia personale mi ha portato a ritenere che la paura della morte è sempre più forte in coloro che hanno la sensazione di non aver vissuto pienamente la loro vita. Cioè la persona che si è giocata la sua vita per un ideale, già sia per la sua famiglia, sono persone che vedono la morte in un altro modo, hanno fatto qualcosa che realmente valeva la pena. Ma le persone che non hanno fatto niente di utile, non hanno saputo giocarsi per nulla nella vita, sono persone che, dice lui, temono molto di più la morte. E un'altra riflessione. Se uno si mette a pensare che cosa mi offre la cultura di oggi, cioè quali sono i principali problemi della nostra civiltà? L'educazione dei nostri figli? No. Il favorire le famiglie numerose? No. Che cosa mi offre la mia civiltà? Quali sono le leggi più problematiche, quelle che sono in voga, in discussione oggi? L'aborto, l'eutanasia. Che cosa ti offre la società di oggi? Ti offre la morte. Sa soltanto offrirti la morte. Vedete la contraddizione, il paradosso? Una società che vuole fare sparire la morte vive ossessionata dalla morte, è impaurita dalla morte e ti offre soltanto morte. Perciò che il Papa Giovanni Paolo II diceva che viviamo nella cultura della morte. Un monaco orientale, indù, facendo una critica sulla cultura occidentale, appunto su questo tema della morte, il sciamano Shuk, lui diceva: voi bianchi diffondete la morte, la comprate e la vendete, ma avete paura della realtà. Avete paura di guardare in faccia la morte, l'avete resa igienica, oggi si chiama eutanasia, la buona morte. Non basta mettere un'etichetta bella per poter uccidere qualsiasi persona. In Germania, come si è approvata questa legge, gli anziani vanno ai confini perché hanno paura che li prendano e li obbligano a fare questa eutanasia, perché si devono eliminare. È un peso. Non c'è rinnovo e quindi si deve etichettare la morte con belle parole. Dobbiamo eliminare le persone che non producono.
Mi scuso per le parole, però così lavora il business. Le persone che non producono devono essere eliminate in un modo elegante. E io lo posso dire. Se non lo dico io non lo dirà nessuno. Però è così, così funziona il mondo, vero, reale. Diceva lui, allora l'avete resa igienica, l'avete impacchettata, l'avete spogliata della sua dignità. Oggi nemmeno abbiamo la dignità di morire naturalmente. Nemmeno questo ci è rimasto. E perciò che io devo allora dirvi e ripetere sempre che devo provarvi che la morte è scuola di morti. Soltanto adesso vi ho fatto capire in poche parole che succede quando una società vuole eliminare questo pensiero della morte. Il sano, con maiuscola, il sano pensiero della morte, non l'ossessivo pensiero della morte, il sano pensiero della morte. Infatti dice la scrittura, nel libro del Siracide, medita nei novissimi, cioè nella fine della tua vita, e non peccherai. Cioè, medita e sappi che un giorno dovrai presentarti al Signore e non peccherai. Quindi, come dicevo, parlare di questo tema è abbastanza difficile, però si deve parlare in una missione. No? Io starei tradendo la verità, il Vangelo, se non vi parlassi di questo. Quindi, la morte esiste. È inutile non voler pensare nella morte, perché anche se non voglio pensare nella morte, la morte arriverà. Ognuno di noi ha il giorno prestabilito, l'ora e il minuto della sua morte. Noi sappiamo due cose certe della nostra vita, che siamo nati e che un giorno dovremo morire. E questo è sicurissimo. Dio l'ha fissata da tutta l'eternità e quindi vale pensare su questo. È inutile, ripeto, nascondersi come fa lo struzzo, no? Che nasconde la testa sotto la sabbia pensando che il cacciatore non lo vede, lascia tutto il corpo fuori. È inutile, non possiamo ingannare noi stessi. Quindi dobbiamo affrontare questa realtà in un modo sano, ripeto, sano. Un giorno mi dovrò presentare al Signore e quindi mi devo preoccupare di vivere cristianamente. Ci sono due atteggiamenti di fronte alla morte. Le persone che non credono nell'aldilà, che in un tempo venivano chiamati pagani, le possiamo chiamare gli indifferenti, quelli che nemmeno pensano che possa esistere qualcosa al di là della morte. Che pensano queste persone? Cicerone lo diceva in un modo perfetto. La morte è la cosa più terribile tra le cose terribili. Cioè, una persona che non ha speranza in un al di là è una persona che vive una frustrazione terribile. E nonostante vorrà cancellare questo pensiero, la natura stessa gli fa vedere la realtà della morte, perché è una realtà che la vediamo e la viviamo giorno dopo giorno, ci dobbiamo inginocchiare di fronte a questa realtà. Invece come vive il cristiano la realtà della morte? In un modo molto sereno. Voi pensate a quello che diceva San Francesco, sorella morte, o il Papa Giovanni Paolo II, vado alla casa del Padre. È un passaggio soltanto e si vive in un modo molto più tranquillo. È perciò che per il cristiano la morte è scuola di vita. Perché? Perché la morte è scuola di vita? Perché il pensiero della morte mi fa capire quanto valgono le cose di questa terra e quanto valgo io. Io non sono eterno. Le cose di questa terra non mi possono dare la felicità eterna. E Dante, quando stava facendo il suo giro per il cielo, accompagnato da un angelo, vide la terra in un modo molto piccolo.
piccolissima, la vide da lontano. Diceva lui, e noi che ci preoccupiamo e abbiamo tante preoccupazioni nella terra, è così piccola, così semplice. Quando la persona cresce e comincia a avere saggezza nella vita, si rende conto, vicino alla morte, quanto realmente valgono le cose. Quello che lui da giovane pensava che era la felicità, da anziano già si rende conto che non è quello che lui pensava, perché si trova vicino alla morte. La morte serve per equilibrare, per dare realmente il valore delle cose. Perciò che la morte è scuola di vita. Si racconta che Carlo V, sposato con Elisabetta, la regina Elisabetta che era bellissima, non bella ma bellissima, morì la regina Elisabetta e fu accompagnata, lei doveva essere accompagnata dal duca di Gandia, Francesco di Borgia, che dopo fu San Francesco di Borgia, da Toledo a Granada per essere seppellita lì. E per sicurezza dovevano riconoscere la salma prima di entrare a Granada. Quindi dovevano scoprire un'altra volta la salma. E questo Francesco di Borgia, che aveva conosciuto la bellezza di questa signora, la regina di Spagna, al vederla dopo 2 settimane che era stata morta, si rese conto che aveva perso tutta la sua bellezza e si rese conto di quanto poco valgono queste cose alle quali noi le diamo tanta importanza. Entrò nella compagnia di Gesù, fu il superiore della compagnia di Gesù, San Francesco di Borgia. Vedete come la morte, il sano pensiero della morte serve a equilibrare e a dare il vero valore delle cose. 3 cose che noi dobbiamo sapere di fronte alla morte. Prima cosa, la morte è la cosa più certa che noi possiamo sapere. Nella storia di questo mondo si sono dette delle cose più stupide che uno può pensare, che Dio non esiste, che l'uomo è Dio, ma nessuno è stato così pazzo di dire io non morrò mai. Altrimenti deve andare a predicare la sua filosofia al cimitero. No? Però non c'è stato nessuno a predicare questa cosa. Io non morrò mai. Lo stesso Gesù vuole affrontare la morte per dirmi, non è una cosa spaventosa, è una cosa che, se la penso in un modo sano, serve. Pensa nella morte, non peccherai. E il punto è questo, che tutti noi cerchiamo di vedere la morte il più lontano possibile. Si racconta che 3 amici si trovarono dopo 30 anni, vivevano in una piccola città, dopo 30 anni si ritrovano in questa città, già anziani, pensionati, e cominciano a ricordare tutto quello che avevano fatto nell'infanzia. Ti ricordi tu quando giocavi a calcio, ti ricordi quello che avevamo fatto a questa signora, ti ricordi? E il più anziano pensando diceva, pensare che forse fra 5 anni tu morrai, forse tra 6 anni morrai tu e forse fra 30 anni morrò io. No? Cioè, uno cerca di vederla il più lontano possibile questa realtà della morte. Anche si racconta che Arturo Toscanini, che fu un grandissimo direttore d'orchestra italiano, quando compiò 80 anni, quasi 60 di carriera musicista, gli regalarono, i suoi compagni, un orologio con questa caratteristica. Aveva una batteria che poteva durare 50 anni, come dicendo ti deve dimenticare, questo orologio ti servirà fino alla fine della tua vita. E lui, prendendo l'orologio e scherzando con i suoi amici, diceva, pensare che quando si dovrà cambiare questa batteria, la maggior parte di voi sarete morti. No? Perché? Perché naturalmente uno parla della morte, però parla pensando nell'altro, non nella mia propria morte, perché è naturale. Quindi, prima cosa, è certissima. Seconda cosa, dice Sant'Alfonso, è incerta la morte. Così come è certa, è incerta nei suoi modi, nelle sue circostanze, nel tempo nel quale avverrà.
Ci sono persone che muoiono di morte naturale, di anzianità, perdono le forze, diventano la vecchiaia. Altri di morte prematura. Quanti giovani sono morti in incidenti? Lo sentiamo giorno dopo giorno. Altri muoiono di morte violenta, altri muoiono per malattia, per morte repentina. Uno si domanda di fronte a questa sorpresa della morte: perché Dio non mi ha rivelato il giorno della mia morte? Perché Dio lo lascia nascosto, segreto? Perché non me lo rivela? Sant'Agostino dice che Dio non ci ha rivelato il giorno della morte affinché l'uomo santificasse tutti i suoi giorni, affinché l'uomo pensasse: questo può essere il mio ultimo giorno e mi devo comportare come se fosse il mio ultimo giorno. Ed è coerente, è reale. Questo potrebbe essere il mio ultimo giorno, la mia ultima predica. E è reale. Noi sacerdoti, quando celebriamo la messa, sempre troviamo un bigliettino sopra l'altare: offro questa santa messa per... E alle volte il sacerdote si mette a pensare: un giorno diranno, un altro sacerdote dirà: offro la santa messa per padre Paolo. È difficile accettarlo, però sarà così. Lo devo accettare. E una terza cosa: si muore soltanto una volta. Abbiamo soltanto una carta da giocare. Si muore soltanto una volta. In questa sola volta si gioca tutto. Si gioca tutto. Perciò che, anche nonostante sembra contraddittorio, la nostra vita dipende dalla nostra morte. Così come sembra contraddittorio che la morte è una scuola di vita. La mia vita dipende dalla mia morte. Vuoi avere una morte tranquilla, una morte serena? Vuoi non pentirti del tuo passato nel momento della morte, dove vedremo chiaramente tutto quello che non abbiamo fatto? Vuoi realmente vivere in pace, morire in pace, tranquillo, in calma? Allora cerca di vivere bene oggi. Comincia oggi a costruire questa buona morte con le tue buone opere. Infatti dicevano i santi: vuoi morire santamente, andare via da questa vita con gioia, senza rimorsi di coscienza, allegremente, sapendo che hai fatto le cose bene? Allora vive così. Vuoi morire tranquillo? Cerca di vivere in grazia. E per ultimo, e con questo finisco, dopo la morte ci troveremo di fronte al giudizio finale. E utilizzo soltanto una frase del Vangelo che Gesù diceva ai suoi discepoli e anche alla gente che lo ascoltava. Dice Gesù: mettiti d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, prima che ti congeda al giudice. Mettiti d'accordo con il tuo avversario mentre ti porta al giudizio, prima che ti congeda al giudice, perché dopo dovrai pagare tutto. Mettiti d'accordo adesso. Chi è questo avversario che cammina con noi adesso? È Gesù Cristo. Ma uno dice: perché si chiama avversario? Avversario significa versus, quello che cammina davanti a noi. E che dice Gesù? Mettiti d'accordo adesso. Che significa? Anticipa il giudizio di Dio. Adesso il giudizio di Dio si trova nel confessionario. È l'unico tribunale dove sempre il reo esce assolto. Anticipa il tuo giudizio adesso, mentre Gesù adesso è il tuo avvocato che ti difende, perché dopo questa vita Gesù sarà il tuo giudice e non potrai scusarti, non potrai dire: non ho avuto tempo, non ho sentito una predica, non ti ho sentito, non ti ho ascoltato, perché in mille modi il Signore ha cercato di farmi capire che devo anticipare il giudizio di Dio, che devo pensare nella mia morte per non peccare mai. Che Maria Santissima allora ci dia la grazia di questo sano pensiero della nostra morte.
Sia lodato Gesù Cristo.